Amici, il video di oggi è il collage di due live, di due dirette che ho fatto sul mio profilo Instagram. Le ho fatte perché mi trovavo sulle strade dove si allenava Ottavio Bottecchia e mi sono fermato in due punti particolari. Non aggiungo altro, su Instagram le trovate come due dirette separate, invece qui le metto una dietro l'altra attaccate in modo da fare un unico video. Se vi va, seguitemi anche su Instagram, lì mi trovate come @magic_lucoral. Bene, buona visione. Amici, come va? Mi trovo nel corso del mio allenamento, devo fare un allenamento un po' lunghetto anche oggi e ho deciso di fare una piccola diretta lungo le strade per le quali si allenava Ottavio Bottecchia. Adesso vi faccio vedere, mi trovo davanti il monumento che lo ricorda, eccolo qua, leggiamo assieme. Comune di Trasaghis, provincia di Udine. Io mi trovo a 4 km da Peonis, quindi fra un po' arriverò al monumento di Ottavio Bottecchia e ve lo farò vedere con un'altra diretta, quindi fra una decina di minuti, un quarto d'ora, tornate a collegarvi, così potrete vedere dal vivo il monumento a lui dedicato. Leggiamo il testo. Allora, la strada di Bottecchia, una splendida strada panoramica nel cuore del Friuli, tra la montagna ed il fiume Tagliamento, da percorrere sulle orme del leggendario campione ciclistico Ottavio Bottecchia, 2 volte vincitore del Tour de France e suo abituale frequentatore durante gli allenamenti friulani. Il monumento è stato fatto più o meno dove è stato trovato Bottecchia, perché come sapete nel corso di un allenamento ha avuto un malore, anche se sulla storia del malore, sulla morte di Ottavio Bottecchia rimane ancora qualche mistero. Comunque mentre si allenava lungo queste strade, probabilmente dove c'è il monumento che adesso vi farò vedere, è stato trovato lì agonizzante e poi purtroppo è morto. Quindi adesso percorrerò queste strade, tornate a visitarmi tra una decina, un quarto d'ora di minuti, perché appunto vi farò vedere dal vivo il monumento a lui dedicato. Bene, allora per questo breve video è tutto, vi saluto e ci vediamo a breve. Amici, eccomi, sono arrivato al monumento, vi faccio vedere la sua ombra sull'asfalto. Ciao a tutti e adesso vi faccio vedere il monumento. Qua c'è la mia bicicletta ed ecco qua, monumento dedicato ad Ottavio Bottecchia. Vedete su questo lato ci sono alcuni fiori, poi c'è un articolo che ricorda le imprese di Ottavio Bottecchia, nato nel 1894, il 1° agosto, e qui ecco alcuni nastri, la scultura che simboleggia un manubrio con una ruota di bicicletta, come dicevo alcuni nastri, e qui la lapide con la fotografia, ecco Ottavio Bottecchia, e sotto ci sono 2 righe a ricordo di quello che ha fatto lungo la sua impresa ciclistica. Leggiamo insieme. Ottavio Bottecchia, corridore di fama mondiale, mentre allenavasi a prove più ardue ed ad agognati trionfi, colpito da letale malore, cadeva in questo tratto di strada. Soccorso dall'agente di Peonis, moriva all'ospedale di Gemona il 15 giugno 1927. Associazione Sportiva di Osoppo, Com Ciclistico Colle Umberto 1974, Comune di Trasaghis 1953-1985. E qui la dedica a Ottavio Bottecchia, il Comune di Trasaghis. Qui ci sono alcuni lumini, qui altre piante. E questa qui è la strada. Andando su di qua si arriva al lago di Cornino. Invece tornando giù di qua, che è la strada che ho appena percorso, si arriva a Peonis. Ecco, era da tanto che volevo fare una breve diretta dal monumento di Ottavio Bottecchia, finalmente ci sono riuscito. Ogni volta che passo per qua mi fermo, ho scoperto per caso questo monumento venendo a fare un giro con un mio amico, era la prima volta che facevo un giro di tanti chilometri e passando per queste strade ho trovato il cartello che vi ho mostrato nella diretta di prima, che diceva che Bottecchia si allenava per queste strade. Io non lo sapevo e allora il mio amico mi ha portato appunto a vedere il monumento dedicato a lui.
e quindi ogni volta che passo per qua mi fermo con piacere a fare una foto, un selfie col monumento. Insomma, mi piace ricordare questo grande campione che si allenava per queste strade, ed è sempre un'emozione pensare di allenarsi per queste strade, proprio strade sulle quali si allenava Ottavio Bottecchia. Bene, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Come per l'altra live che ho fatto la scorsa settimana, la pubblicherò sul mio canale YouTube, quindi se volete vederla anche lì unirò i due file che ho fatto, la diretta di prima e questa qua. Comunque, se mi conoscete già, mi seguite già sull'altro canale, altrimenti potete seguirmi, potete iscrivervi, che mi fa piacere, e il canale si chiama Lucoral è stato qui. Bene, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video, e oggi posso dire monumento di Ottavio Bottecchia, Lucoral è stato qui. Un saluto in bici a tutti da Lucoral.